sicuramente gli altri mi prima di ricevere, penso diciamo, a tenere la palla e non farmi fare ace naturalmente. E poi se battitore sicuramente Atanasievich o Guantolegna cercherò di metterla nelle condizioni migliori per palleggiare insomma. Beh, innanzitutto sicuramente ci vuole molto impegno e costanza nel lavoro in cui si fa, in palestra e anche fuori, naturalmente dal campo. E io sì, sono molto giovane per il mio ruolo che faccio e mi sono impegnato moltissimo in questi anni in cui ho fatto pallavolo e spero che a ognuno di voi possa capitare questa opportunità. Come prima mia convocazione nazionale sono stato molto orgoglioso. Come prima medaglia l'ho vinta quest'anno nel mondiale Under 23 a Dubai, sono stato molto contento, soprattutto è stata la mia prima medaglia e quindi una grande soddisfazione per me e per il gruppo in cui siamo allenati tanto quest'estate. È vero, il lavoro libero non è molto gratificato perché infatti non fa punti, però sì, i miei compagni mi gratificano quando salvo un pallone oppure faccio una buona ricezione. È un ruolo importante che ci ho scoperto poco tempo fa. Un altro ruolo per me, sì, avrei sognato di giocare a schiacciatore e così potevo infatti fare anch'io la mia parte nel punteggio, però vabbè, è andata così. Sarebbe bellissimo visitare Miami e uno dei paesi più belli in cui sono stato e che ho visitato è stato Dubai, dove abbiamo fatto il mondiale nel 23 quest'anno e mi sono molto divertito, infatti è una bellissima città e un bellissimo paese. Come quasi tutti fanno, si ascoltano un po' di musica, poi quando si entra nello spogliatoio si entra con la testa giusta e concentrati a quello che si deve fare. Un altro sport che avrei voluto provare sarebbe stato il calcio, che fin da piccolo, prima di iniziare con la pallavolo, avrei voluto provare, solo che i miei non mi hanno lasciato e quindi poi dopo pochi anni ho scoperto la pallavolo e è stato amore a prima vista. Moltissime emozioni, siccome ero ancora abbastanza piccolo quando ho iniziato, avevo appena 17 anni e è stata, sì, all'inizio avevo paura, però poi mi sono abituato e sono stato tranquillo. Le emozioni che ho provato sicuramente è stata gioia, però anche delusione alla fine, perché mi ricordo per la prima partita che abbiamo perso 3-2, essendo stati in vantaggio 2-0. Vado in giro con gli amici e con la ragazza naturalmente e poi vabbè, sto sul computer oppure navigo in internet, niente di particolare. Di migliorare tantissimo e in un futuro anche a far parte della nazionale seniore e dopo la pallavolo sicuramente provare ad allenare naturalmente prima i ragazzini e poi anche a livelli più alti insomma. Il giocatore a cui mi ispiro è sicuramente Grebennikov, attualmente il libero più forte del mondo, e poi uno o due giocatori più forti del mondo secondo me Guantolegna e Kaczynski attualmente.